Il dramma dell'assassinio di Giulia Cecchettin da parte dell'ex fidanzato Filippo Turetta è risuonato forte anche nelle parole del patriarca Monsignor Francesco Moraglia durante la festa della Madonna della Salute in Basilica. Il patriarca ha ricordato durante la messa di aver ricevuto centinaia di messaggi di vicinanza da tutta l'Italia, stamattina anche dalla Calabria, e riproposto invece l'esempio di Maria, a conferma di come la figura femminile debba essere un cardine della nostra società e del dono della vita. Di Giulia, il patriarca, ha parlato ieri sera a cuore aperto anche ai giovani. Viviamo un periodo difficile, le guerre ci preoccupano, quelle maiuscole perché sono più vicino a noi e forse anche focolai potenzialmente più di guerre internazionali, ma ci sono tante guerre che non conosciamo. Poi queste situazioni che viviamo anche come società italiana, in cui le donne vengono trattate come oggetti, ecco, e questo è un problema per noi tutti perché vuol dire che non siamo ancora una società in cui il rispetto e l'amore e la verità riescono a stare insieme. Ieri il patriarca ha parlato ai giovani. Sì, erano più di 1000 giovani, è stata occasione per una riflessione sulle domande che Gesù pone, partendo proprio dal Vangelo di Giovanni, ma anche è stata occasione per poter parlare a loro a cuore aperto di questa vicenda così triste che ha segnato non solo i nostri territori, ma tutta l'Italia.